Treviso, Partito Democratico all'attacco dopo gli aumenti delle tariffe comunali decisi da Casugana, opposizione al lavoro per presentare una serie di emendamenti al bilancio, interrogazione sulle tempistiche della delibera. Aumenti trevigiani sorpresi e preoccupati anche per il destino del commercio in città. Conte sente Ascom disponibile a un confronto, dice. Si trova davanti uno dei ladri acrobati che erano saliti sul suo terrazzo, paura per una cinquantenne di Oderzo che li mette in fuga insultando i malviventi. A Verona la prima uscita istituzionale da presidente del Veneto per Alberto Stefani, che parla della futura giunta, rilancia la holding autostradale del nord-est e sembra bocciare la proposta di leva volontaria del ministro Crosetto. Colpo di scena della Lega a Brescia, la segreteria cittadina lancia una petizione per nominare Zaia referente per il nord, la raccolta firme è inviata a tutte le sezioni del Carroccio. Sono 303 su 560 i comuni veneti ricicloni o rifiuti free, da Possagno al capoluogo a dominare le classifiche sulle realtà virtuose la Marca Trevigiana. 115 posti di lavoro a rischio per la chiusura, continua a oltranza lo sciopero alla Idro di Feltre, mobilitazione fino al 3 dicembre, data dell'incontro tra le parti. Inaugurato in piazza Rinaldi il villaggio di Natale che torna per il secondo anno, nel pomeriggio luci sotto la loggia dei Cavalieri, tornano le stelle sull'acqua e domani l'accensione dell'albero in piazza dei Signori. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati il telegiornale di Treviso. Dunque, anche questa sera in primo piano i rincari, gli aumenti delle tariffe decise da Casugana nel bilancio 2026 con partenza da gennaio. Ieri abbiamo raccontato di questi aumenti, di questi rincari, della rabbia dei commercianti e anche delle prime repliche della stessa giunta, della stessa amministrazione. Oggi è l'opposizione, in particolare il Partito Democratico, ad andare all'attacco su questi aumenti, rincari senza precedenti e inspiegabili per le opposizioni al lavoro per presentare una serie di emendamenti proprio al bilancio, e c'è un'interrogazione stata depositata in merito alle tempistiche della delibera che contiene questo provvedimento. Il primo servizio. Le famiglie trevigiane devono sapere che la 13ª dell'anno prossimo la dovranno dare al sindaco Conte. Rincari per asili, mense e trasporto scolastico. Il Partito Democratico parte da queste voci per attaccare l'amministrazione Conte, definendo gli aumenti inseriti a bilancio improvvisi e inspiegabili. L'ennesima scure che si abbatte su un ceto medio sempre più fragile. Le famiglie che magari hanno più figli si trovano a pagare più mensa, hanno tolto anche l'agevolazione per i secondi figli sostanzialmente, e poi non dimentichiamo che 2 anni fa questi hanno avuto un aumento anche dell'aumento dell'autobus da MOM rilevante, e quindi sono tutte cose che cadono sempre negli stessi soggetti, no? Quindi alla fine diventa pesante per una tipologia di persone che sono le famiglie con figli. Il milione di euro che il Comune introiterebbe dall'applicazione delle nuove tariffe in vigore dal 1 gennaio deve essere trovato altrove, proseguono i consiglieri di opposizione. Noi riteniamo che in un bilancio come quello del Comune di Treviso le risorse per non pesare sulle famiglie con bambini, sulle persone più in difficoltà, su chi appunto ha già pagato in maniera profonda l'aumento di prezzi e la perdita di potere di acquisto di questi anni sia una priorità, per cui noi siamo già al lavoro per identificare parti del bilancio da dove ricavare quelle risorse che l'amministrazione Conte dice di voler ottenere dalle famiglie con questa manovra scellerata che ha portato all'aumento delle tariffe per questi servizi essenziali per le famiglie. Una grande stangata con il PD che sostituisce i volti di Robert Redford e Paul Newman nella locandina della celebre omonima pellicola, con le facce di Mario Conte e dell'assessore al bilancio Riccardo Barbisan. Palestre, servizi cimiteriali e la grande questione, l'aumento dei costi per parcheggiare in città e l'eliminazione della sosta gratuita in pausa pranzo. I Dem non mancano di rilevare come uno dei motivi addotti dall'amministrazione Conte per ritoccare il piano parcheggi del predecessore Giovanni Manildo fosse proprio il pericolo di dover aumentare gli importi orari, e ora invece l'hanno fatto loro stessi. E poi il tema strettamente politico, la tempistica con cui la delibera è stata pubblicata all'albo pretorio. Abbiamo presentato un'interrogazione anche per chiedere quali motivazioni. Di solito le delibere di giunta vengono pubblicate dopo 3 giorni, sarebbe stato esattamente prima delle elezioni regionali, e invece questa volta, fatalità, le delibere di giunta sono state pubblicate dopo 10 giorni e quindi abbondantemente dopo le elezioni regionali. Una lunghezza, un ritardo che è molto sostanziale.
sospetto. Difficile pensare che l'assessore al bilancio sarebbe stato eletto in regione nelle liste della Lega se i rincari generalizzati fossero stati resi pubblici prima, attacca Pelloni. Ma il PD rileva anche un altro aspetto politico. La gran parte dei rincari va a colpire i settori di cui sono referenti le assessore di Fratelli d'Italia Rosanna Vettoretti e Gloria Sernagiotto, congelate nelle scorse settimane dal sindaco. Per le opposizioni avrebbero troppo poco peso in giunta per difendere gli interessi di mondi come scuola e commercio. E dunque ieri abbiamo sentito la rabbia forte dei commercianti che il sindaco, lo sentiremo tra poco, vuole incontrare. Ha sentito stamattina Ascom disponibile a un confronto, e poi ci sono i tanti cittadini che in queste ore appunto hanno saputo dei rincari e che commentano così, sempre al microfono di Lina Paronetto. Un po' troppo alto, perché non aumentano gli stipendi del 20-30%, e quindi è difficile dire aumento e direttamente aumentare da 3 euro a 5 euro, da 3 a 3,50 a 4, ma certi aumenti secondo me sono un po' troppo alti. Andavano applicati progressivamente, secondo i trevigiani, gli aumenti alle tariffe comunali, da quelli legati al mondo della scuola, mense e trasporti, ad asili e palestre, fino al nodo più dibattuto, quello dei parcheggi. Sono pochi quelli che prendono atto guardando il bicchiere mezzo pieno. È sempre sì, triste quando aumentano, ma penso sia un discorso di costi, perché aumentano i costi anche della gestione probabilmente, quindi penso sempre dipende da cosa ottieni da quello che paghi, no? I più mettono i costi comunali nel grande calderone dei rincari che si sono abbattuti negli ultimi anni sia sulle famiglie che su chi vive da solo. Sta aumentando tutto per tutto tranne lo stipendio. E come si fa? Si fanno i conti a fine mese per cercare di quadrare il tutto. Gli aumenti sono dappertutto, in ogni caso, e cosa dobbiamo fare? Quello di pagare e basta, perché altre alternative non ce ne sono, perché la politica purtroppo è quella che è, e quindi si spera però, e andiamo avanti sempre sperando. L'aumento del costo dei parcheggi e l'eliminazione della finestra gratuita dalle 13 alle 15 sono notizie accolte con preoccupazione dai cittadini, certo, ma anche dagli ambulanti del mercato, che si allineano ai timori dei negozianti della città. La gente potrebbe decidere di non venire più in centro? Sì, già fa fatica a venire perché ci sono pochi parcheggi, se oltretutto costano di più viene meno sicuramente. E la pausa pranzo gratuita agevolava, in qualche modo incentivava? Sì, era una comodità. È un disastro perché già ce ne sono pochi e se ne approfittano ancora di più. Questo è il problema. Sono rimasta male quando ho letto la notizia stamattina, perché trovo non sia giusto per il centro di una così bella città di Treviso. È diventato veramente complicato venire in centro, per noi cittadini ma anche per i commercianti. Abbiamo paura che vada a morire il centro di Treviso, ed è un vero dispiacere. Questo mi dispiace molto, perché è già molto in difficoltà, ecco. Non mi piace vedere la città con soliti negozi solo delle grandi firme, questo veramente è una cosa che non mi piace. E si va in quella direzione? Senz'altro ormai. E proprio le associazioni di categoria del commercio sono quelle salite per prime sulle barricate. Il sindaco Mario Conte fa sapere di aver già avviato un confronto con Ascom. Mi sono sentito col presidente Capraro, nei prossimi giorni ci incontreremo perché vogliamo assolutamente condividere quelle che sono le esigenze di bilancio con quelle che sono le opportunità. Mi preme ricordare al mondo del commercio che questa è un'amministrazione che sta investendo sul polo universitario, che sta investendo sui grandi eventi, stiamo investendo sugli eventi in città, stiamo investendo sulla promozione della città. Per questioni di bilancio abbiamo dovuto fare delle scelte, l'ultima cosa che avrei voluto fare è quella di ritoccare le tariffe. È altrettanto vero che se noi andiamo a guardare tutto il mondo è soggetto ad aumenti e non possiamo pensare che il comune rimanga fermo con le tariffe del 2010 con l'obiettivo di tenere in piedi il bilancio. Rincari inevitabili, ripete Conte, ma aggiunge anche che il margine per apporre eventuali correttivi ancora c'è.
Capisco il dispiacere, capisco anche qualche arrabbiatura, è altrettanto vero che sono assolutamente disponibile a far vedere le carte, i conti e a trovare anche soluzioni alternative se il mondo del commercio lo riterrà. Sarà mia cura anche in questa fase di mal di pancia sedermi al tavolo con loro per capire se possiamo rivedere qualcosa, correggere e migliorare. E poi la morte di Gianluca Bessegato, il 58enne di Treviso senza fissa dimora, residente a Spresiano, trovato morto martedì in un fossato in via Cendon a Silea, e che ha riaperto proprio in questi giorni l'attenzione sull'emergenza abitativa nella Marca, perché la Procura di Treviso conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo del 59enne lunedì o martedì 2 dicembre. Come sappiamo al momento si procede partendo dalla morte per assideramento, la prima ipotesi, e non sono stati ipotizzati al momento altri reati, ma è stata disposta un'autopsia proprio per fare luce definitiva sulla triste fine del 59enne, di cui abbiamo parlato anche ieri con il servizio, con Antonella Tocchetto, che raccontava anche, lo ricorderete, di averlo incontrato in campagna elettorale. La piaga dei furti, ladri in azione ieri sera a Refrontolo, presi di mira 2 abitazioni. Nella prima, in via Piero delle Ceste, i malviventi hanno agito intorno alle 19, colpi poi ripetuti alle 22 in via Vernazza. Furtiva non ancora quantificata, indagano i carabinieri di Pieve di Soligo e carabinieri che sono intervenuti anche a Oderzo per un furto sventato dalla proprietaria, che si è trovata di fronte i ladri acrobati. Io ho visto mia sorella disperata, nel senso: Luisa, guarda che mi sono entrati i ladri. Come sono entrati i ladri? Me li sono trovati davanti e io gli ho risposto: vaffanculo. E così ha messo in fuga i ladri acrobati che erano saliti sul suo terrazzino. Protagonista la proprietaria di questo appartamento del condominio che fa angolo tra la Postumia e via Martiri della Libertà a Oderzo. Tutto accaduto nella serata di giovedì, come ci racconta la sorella che gestisce questo negozio, dove la tenda porta ancora i segni del salto che hanno fatto i ladri per arrivare al terrazzino. Senti il rumore della tenda, qualcuno ci ha sbattuto la testa, però dopo una seconda volta sono tornata, sono uscita e sono andata a vedere. All'ultima volta che esco vedo mia sorella abita in quell'appartamento che guarda la Postumia, mi fa: Luisa, sono venuti i ladri. Erano verso le 7 di sera, i negozi tutti aperti ancora, forse l'immobiliare aveva appena chiuso, e niente, loro si sono arrampicati su. Qui ci sono i 2 segni, qua 1, 2, si vedono le strisciate delle mani, e se io le vado a abbassare e si vedono anche le 2 mani. 3 gli individui su un'auto scura, probabilmente mentre il terzo faceva da palo, 2 sono usciti e 1 è salito sulle spalle dell'altro. Il tempo di spostare i fiori pensando che dentro non ci fosse nessuno, e l'incontro con la proprietaria che non ha avuto paura ad affrontarli. A quel punto fuga precipitosa con tracce lasciate ovunque, prontamente rilevate dai carabinieri giunti subito sul posto. Un condominio più volte purtroppo nel mirino dei ladri. Hanno rubato biciclette, ma direttamente dal garage, direttamente. Poi ci sono stati che furti in auto? Furti in auto, hanno rotto la macchina di mio figlio una sera, dei vicini di casa ci hanno avvisato che avevano sentito questo colpo e hanno rotto il vetro per portare via un profumo. Poi, perché non avevano trovato niente, hanno lanciato la boccetta contro la vetrina del negozio qua a fianco. Mio figlio a un certo punto ha deciso di cambiare macchina, si sentiva minacciato. La politica, oggi la prima uscita istituzionale da presidente del Veneto per Alberto Stefani, è stata a Verona a Job e Orienta, ha parlato di molti temi, a partire ovviamente dalla composizione della giunta. Dobbiamo costruire una giunta di qualità per dare risposte ai cittadini del Veneto e soprattutto a guardare al Veneto dei prossimi 20 anni. Adesso stiamo lavorando, non posso darvi indicazioni sulla giunta, ovviamente ci stiamo mettendo già all'opera perché è necessario partire il prima possibile. Io non ho ancora la proclamazione ovviamente perché arriva nei prossimi giorni, quindi nel momento in cui sarò ufficialmente presidente della regione poi potremmo intervenire in maniera compiuta. Parla inevitabilmente della giunta che verrà Alberto Stefani nella sua prima uscita istituzionale da presidente del Veneto alla fiera Job e Orienta di Verona. Il neogovernatore resta abbottonato su nomi e partiti. Pacta sunt servanda ha ribadito
più volte negli ultimi giorni relativamente agli accordi preelettorali con gli alleati, ma allo stesso tempo vengono enunciati i 3 criteri con cui sarà composto il nuovo esecutivo. Cercheremo di fare del nostro meglio, è chiaro che la territorialità è importante, come è importante anche la rappresentanza di genere per quanto mi riguarda, e come è importante anche la qualità che viene sempre prima di tutto. Forma e contenuti: a Verona Stefani torna sulla questione infrastrutturale rilanciando la grande holding autostradale del Nord-Est, tema che nella provincia scaligera ha un suo peso specifico, ma non si sottrae nemmeno alle questioni nazionali. Su tutte il ritorno alla leva militare, seppure volontaria, preannunciata dal ministro Crosetto, proposta accolta in modo quantomeno gelido. Credo sia più opportuno per i cittadini e per i ragazzi del Veneto lanciare delle iniziative in collaborazione con le associazioni locali. Tra queste abbiamo lanciato Servizio Veneto, che non è un servizio militare ma è un servizio ovviamente messo a disposizione dei ragazzi con le associazioni locali, con la protezione civile. E per i bulli, campus obbligatori, fa intendere il nuovo presidente, che attende ufficialmente il testimone dal predecessore Luca Zaia, che pare destinato ad altri lidi, magari come sindaco di Venezia. È una persona che, oltre a dimostrare capacità amministrative, ha una grande popolarità e per fare il sindaco questo conta. E penso che sia sicuramente una delle possibilità, poi penso ne abbia anche molte altre. Io ovviamente sarò felice se deciderà di rimanere in regione, perché insomma lo posso anche dire, gliel'ho chiesto anche un po' di rimanere, no? E a proposito di Luca Zaia, un colpo di scena che è arrivato dalla Lega a Brescia, perché la segreteria cittadina del Carroccio ha lanciato una petizione per nominare proprio Luca Zaia referente del partito per il Nord, una raccolta firme inviata a tutte le sezioni del Carroccio. Vogliamo rilanciare ulteriormente quello che è appunto la questione del Nord. Questa questione del Nord, che per nostro modo di vedere può essere interpretata da appunto Luca Zaia stesso, facendo un appello al ministro e al nostro segretario federale Salvini. Noi chiediamo che venga fatto questo coordinamento a livello del Nord tramite la figura di Luca Zaia. Non c'è ambiguità nella petizione presentata dalla sezione cittadina della Lega di Brescia, un vero e proprio coup de théâtre a pochi giorni dal verdetto veneto, con il Carroccio capace di doppiare Fratelli d'Italia, complice l'effetto non solo balsamico del governatore uscente in lista. Nessuna sfiducia a Salvini, scandisce a chiare lettere il segretario bresciano, semmai un ritorno alle origini. No, non è che non parliamo più di Nord, però essendo diventato un partito nazionale, diciamo che la politica della Lega è stata un po' diluita, e quindi in questo caso noi chiediamo, ovviamente, essendo io personalmente sono di Brescia, sono lombardo, stimo i colleghi veneti, stimo i colleghi del Piemonte, quindi per questo chiediamo che ci sia un coordinamento guidato da Luca Zaia, a maggior ragione, che non è assolutamente vuol dire sfiduciare Salvini. Ripeto, c'è già una figura al sud che fa la stessa identica cosa, chiediamo che venga istituito anche al nord. Ma è chiaro come un passaggio del genere fino a una settimana fa non fosse nemmeno immaginabile, un'accelerazione verso quel progetto di Lega a 2 velocità accarezzato dallo stesso Zaia su modello della ripartizione tedesca tra CDU e CSU bavarese, partiti gemelli ma differenziati su base territoriale. Questa decisione compete alla segreteria federale e al segretario federale, quindi non compete assolutamente a noi. Potrà essere un lancio per qualcosa di più grande, qualcosa di più strutturato, vedremo obiettivamente. Il passaggio è politicamente rilevante. La petizione sarà inviata a tutte le sezioni, quantomeno del Nord. Da Brescia parte un movimento che potrebbe rilevarsi dirompente. Io vedo però, avendo lanciato questo sasso, che c'è molto entusiasmo, quindi soprattutto tra i militanti, i sostenitori. Vuol dire che il tema è sentito, ma perché? Perché non è stato imposto da nessuno, è partito proprio dalla base, è partito dalla nostra segreteria. Chiediamo ovviamente un supporto anche di tutti i militanti, i sostenitori stessi di tutte le altre regioni. Allora vedremo quale sarà poi l'esito di questa petizione, di questa raccolta firma. Abbiamo visto, Stefani, a Giobbe Orienta a Verona, dove c'era anche il ministro dell'istruzione Valditara, che è tornato a rilanciare l'educazione affettiva nelle scuole come risposta alla violenza di genere. Non sono mancate le contestazioni degli studenti. Nei nuovi programmi scolastici vi è anche l'educazione alla empatia affettiva e relazionale. Questo l'ha fatto questo governo, questo ministro.
non l'hanno fatto né altri governi né altri ministri. Devo dire che è questo su cui noi dobbiamo puntare: educare al rispetto, educare a relazioni positive, a rispettare i no, a rispettare i confini della donna e più in generale. Così il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara in visita alla 34esima edizione di Job Orienta, il Salone Nazionale dell'Orientamento della Scuola della Formazione e del Lavoro a Verona Fiere. Il ministro rivendica quindi l'educazione alle relazioni, al rispetto e all'empatia, secondo lui vero contrasto alla violenza di genere. Parole che arrivano dopo la furiosa bagarre scoppiata alla Camera contro chi lo accusava di aver fatto un passo indietro sulla legge sull'educazione sessuaffettiva. Noi abbiamo avviato anche delle buone pratiche. Devo dire che Indire inizierà proprio ai primi di gennaio i corsi di formazione dei docenti, hanno già risposto circa 2000 scuole per quanto riguarda la formazione dei docenti, in particolare scuole superiori. E quindi tutto questo è una novità assoluta. Intelligenza artificiale, il progetto 4+2, il percorso scolastico che dal prossimo anno da sperimentale diventa ordinamentale, i temi al centro del suo intervento davanti a centinaia di studenti. 2 temi su cui il Ministero a cui ha rivolto una grande attenzione. Ricordo che siamo stati fra i primi paesi al mondo ad avviare la sperimentazione dell'utilizzo di questi apparati virtuali per favorire il miglioramento degli apprendimenti per i nostri giovani, e dall'altro abbiamo varato questa riforma importante che collega scuola tecnica e professionale con il mondo del lavoro, proprio per offrire delle qualifiche ben retribuite in tempi più rapidi e quindi opportunità occupazionali significative a tanti giovani. Non sono però mancate le polemiche all'arrivo del ministro in fiera. Una studentessa è intervenuta contestando il suo operato e denunciando quanto il sistema scolastico attuale non sia gratuito e accessibile a tutti. Ministro, lei lo sa che per andare a scuola uno studente deve pagare 1.170 euro circa? La scuola è effettivamente aperta a tutti o è solamente per chi se lo merita? La scuola è gratuita, non sa quanto paga una famiglia? Scusi, non può rispondere agli studenti? Scusi, non risponde agli studenti, è dall'inizio del suo mandato che le chiediamo delle cose precise. Questa è dunque la coda polemica a Job e Orienta. Di educazione effettiva ha parlato il ministro Valditara. Un altro ministro, il trevigiano Carlo Nordio, ieri sera a Treviso ha parlato di violenza di genere in un importante incontro con Confindustria Veneto Est. Questa legge, che non è di iniziativa governativa nostra ma è parlamentare, è arrivata in commissione all'ultimo momento e la Presidente Bongiorno ha detto che c'era la necessità di fare uno studio squisitamente tecnico, ma dal punto di vista contenutistico sono tutti d'accordo che va approvato. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha confermato che il disegno di legge sul consenso, attualmente in discussione e oggetto di un forte dibattito politico, sarà presto approvato. Le parole del Guardasigilli arrivano a margine dell'evento La violenza mai, lavorare insieme per la giustizia, il rispetto e la responsabilità, organizzato da Confindustria Veneto Est in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Un incontro per sensibilizzare le imprese e la comunità locale sulla lotta contro la violenza di genere, con un focus particolare sugli ambienti di lavoro. Stiamo vivendo un momento in cui molte aziende stanno ottenendo la certificazione di parità di genere, dove evidenzi anche e ti metti a disposizione per raccogliere tutte quelle segnalazioni che possono avvenire. Confindustria Veneto Est ha ribadito l'importanza di creare ambienti di lavoro più sicuri e inclusivi per le donne. Abbiamo bisogno di aiuto da parte delle istituzioni anche per mettere al centro la famiglia, perché uno dei motivi per cui le nostre donne si allontanano dal mondo del lavoro è proprio la cura della famiglia, la cura dei figli. Durante l'evento si è parlato anche dell'opuscolo La violenza mai, realizzato dal Ministero della Giustizia, che offre informazioni fondamentali per il contrasto ai reati contro le donne. Con un linguaggio semplice, quello del fumetto. Un linguaggio semplice, un linguaggio molto ricco di esempi, proprio attraverso cui ci si possa identificare, si possono riconoscere appunto gli alert. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta.
Rieccoci in diretta, parliamo di ambiente. Sono 211 i comuni ricicloni del Veneto, sia quelli con rifiuto urbano residuo inferiore a 80 kg per abitante e 92 i comuni rifiuti free sotto i 75 kg per abitante, per un totale di 303 comuni virtuosi su 560, 8 in meno rispetto all'anno scorso. La causa è da ricondurre anche all'aumento della produzione dei rifiuti pro capite, che ha visto un più 3,1% rispetto all'anno precedente. Dati presentati oggi a Ecoforum Veneto 2025, dove ancora una volta la marca trevigiana la fa da padrona nelle classifiche dei comuni virtuosi. Con meno di 5.000 residenti, infatti il primo comune in tutto il Veneto è Possagno con 53 kg pro capite, poi Collumberto con 54 e Revine Lago con 56. I primi 40 posti di questa classifica, meno 3, sono tutti del Trevigiano. Per quanto riguarda i consigli di bacino, anche quest'anno il podio vede i due trevigiani, sinistra e destra Piave, a vicinanza ravvicinata, rispettivamente 72 e 74 kg pro capite, con 89% e 90% di differenziata. Per quanto riguarda i comuni con popolazione tra 5 e 15.000 abitanti, il primo è Mareno di Piave. Per i comuni sopra i 15.000 abitanti, ancora un comune trevigiano in testa, ed è Vedelago, ed è una conferma. Tra i capoluoghi di provincia sono Treviso e Belluno a raggiungere gli obiettivi di piano, rispettivamente con 87 kg e 93 kg pro capite dei rifiuti. Insomma, ancora una volta la marca trevigiana si conferma l'area più riciclona del Veneto, con buone pratiche dunque ambientali. E parlando di comuni andiamo a Zero Branco che promuove una iniziativa per incentivare attività commerciali e artigianali nelle frazioni di Sant'Alberto e Scandolara, iniziative con modi per incentivare, semplificando ad esempio le autorizzazioni per attrarre nuove imprese e anche per ripopolare alcune zone del comune, e quindi non solo il centro di Zero Branco. Sentite. Questa amministrazione sta portando avanti un progetto che prevede, attraverso una variante al PAT, la possibilità di incentivare l'insediamento di attività commerciali o attività artigianali compatibili con la residenza, soprattutto nelle due frazioni di Sant'Alberto e Scandolara. L'amministrazione comunale di Zero Branco sta lavorando ad un progetto per rivitalizzare le frazioni di Sant'Alberto e Scandolara attraverso una variante al piano di assetto territoriale. L'obiettivo è incentivare l'insediamento di attività commerciali e artigianali compatibili con la residenza, cercando di riequilibrare il flusso demografico che negli ultimi anni ha visto una concentrazione di popolazione soprattutto nel centro principale di Zero Branco. Il sindaco ha spiegato che la proposta mira non solo ad attrarre nuove attività per servire i cittadini locali, ma anche a rendere le frazioni più attrattive per le famiglie, aumentando la qualità della vita e i servizi offerti. E quali vantaggi avranno? Ma tempistiche ridotte assolutamente, e autorizzazioni dirette che arrivano direttamente dal comune senza la necessità di passare per altri enti. Per cui avete tutta l'intenzione di agevolare aziende e famiglie per ripopolare le zone interne? Assolutamente sì, e il tentativo è anche quello di consolidare un tessuto comunque artigianale che è il cuore del Veneto, che è il motore del Veneto, compatibilmente però con la vita e la residenza delle famiglie. Il progetto è già partito con una delibera di giunta e a dicembre arriverà in Consiglio Comunale per il via libera definitivo. Questa volontà è nata anche dall'interlocuzione con alcune aziende che avevano chiesto informazioni, quindi diciamo che c'è già una richiesta, una sensibilità alla quale noi non solo vorremmo cercare di dare risposta, ma vorremmo fossero quasi un nucleo iniziale. Tanti trevigiani e tanti veneti alle prese con l'influenza in questo periodo, 30.000 i veneti già a letto con diversi sintomi, è una stagione dura alle porte, i virus sono in circolazione, sono diversi, lo dice il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite questa mattina della nostra prima edizione, un virologo che invita a vaccinarsi anche contro il Covid. L'influenza temiamo che sia per noi questo terzo anno di stagione impegnativa, quindi con tantissimi casi di vera influenza, ma non solo, anche
di altri virus respiratori e purtroppo anche di un pizzico di Covid, anzi un po' di più di un pizzico di Covid, meno cattivo di prima, ma che ci preoccupa. L'influenza c'è, è arrivata e sta giocando d'anticipo, ma al momento non è ancora prevalente, seppure i numeri del virus stagionale siano già in forte crescita. Sui 500.000 italiani a letto nell'ultima settimana, 30.000 sono i veneti, alle prese con febbre, tosse, dolori a ossa, testa, gola, problemi gastrointestinali, 6,3 i casi ogni 1.000 abitanti nella nostra regione. La stagione di vera influenza è ancora alle porte e temiamo che il picco, un po' come sempre, non è facile dirlo, avverrà nel periodo delle festività, vuoi complice il freddo intenso, prolungato, l'umidità e poi i bellissimi e necessari viaggi, baci, abbracci, momenti di incontro che sono resi possibili e dobbiamo farli, quindi non voglio dire non si devono fare come purtroppo è stato necessario nei momenti acuti del Covid, ma facilitano la diffusione di questi virus. In Australia, Argentina, Giappone e Inghilterra l'influenza si è rivelata e si sta rivelando particolarmente dura. Anche per questo il consiglio di Pregliasco resta quello di sempre: vaccinarsi quanto prima. Del resto sono necessari 7-10 giorni per la creazione di anticorpi. L'appello è accorato per anziani e soggetti più fragili e riguarda anche la vaccinazione anti-Covid, passata purtroppo di moda, dice il professore, ma in diversi casi utile, per non dire vitale. Che è ancora necessario per le persone fragili a rischio, perché sicuramente non è più il virus dell'inizio pandemia, ma comunque purtroppo uccide, bisogna dirlo, 10-20 persone a settimana, tra gli anziani, tra le persone fragili, che con un vaccino possono evitare queste complicanze. Restare in salute, restare in forma anche per potersi godere le festività natalizie, ad esempio a Treviso ormai si accendono le feste, a mezzogiorno l'amministrazione comunale ha inaugurato in Piazza Rinaldi il villaggio di Natale che torna per il secondo anno, visto il successo dell'edizione 2024, casetti di legno con artigianato a tema natalizio, musica, cioccolata e vin brûlé. Nel pomeriggio altri due passaggi ormai entrati nella tradizione cittadina, l'accensione delle luci in loggia dei Cavalieri e poi anche delle stelle sull'acqua nei canali e sul Sile. Fra poco vedremo le immagini proprio dell'accensione delle luci nella loggia dei Cavalieri e delle stelle tradizionali ormai che illuminano, creando uno scenario molto particolare nei canali di Treviso e lungo il Sile. Ecco, queste sono le luci alla loggia dei Cavalieri e poi fra poco vedremo proprio le stelle sul Sile che danno tutto uno scenario particolare, come dicevamo, di festa nella città di Treviso. Eccole qui. E domani poi ci sarà il gran giorno dell'accensione dell'albero di Natale che è stato issato e addobbato in Piazza dei Signori e che abbiamo raccontato in questi giorni è arrivato dall'Alto Adige, come sempre da Brunico. L'accensione del grande albero in Piazza dei Signori alle 5:30 di domani pomeriggio e che poi vi racconteremo nel nostro telegiornale serale. Lo sport e il rugby che ci portano a parlare della sconfitta di ieri sera in campionato del Benetton contro l'Ulster. Sabato prossimo torna la Coppa, prima di Natale ci sarà il derby contro le Zebre. Una strenua resistenza nel primo tempo, nel secondo i padroni di casa scappano via e dilagano. Sono arrivati i segnali in chiaroscuro dalla trasferta irlandese del Benetton Rugby a Belfast. 47-13 la sconfitta rimediata contro l'Ulster, ma i numeri non riflettono l'andamento di un match che i biancoverdi hanno saputo gestire nella prima parte con tenacia, ricorrendo a tutte le loro risorse. I leoni venivano da 3 settimane di stop imposte dagli impegni delle squadre nazionali, sapevano di aver di fronte un avversario solido con un rugby veloce, ma erano consapevoli anche del grosso lavoro svolto durante la pausa di campionato per affinare il gioco. E nella prima frazione hanno dato tutto, rispondendo azione dopo azione e chiudendo in vantaggio 13-12. Ma i punti per il Benetton si sono fermati lì. Nella ripresa a segnare sono stati solo gli irlandesi. Meta, trasformazione, meta. Coach McRae prova a rivedere il 15 in campo, ma i cambi non bastano a contenere l'Ulster che scappa sul 26-13 fino al definitivo 47-13. In United
Rugby Championship. Dopo 6 turni i trevigiani sono decimi a 9 punti. Gli irlandesi si portano al quarto posto dietro a Cardiff, Stormers e Munsters. Si torna in campo in Challenge Cup sabato prossimo in trasferta contro i sudafricani del Lions e il 13 dicembre a Monigo contro i francesi del Perpignan. Per il campionato turno prenatalizio invece il 20 dicembre, in calendario il derby con le Zebre Parma. E adesso andiamo nel bellunese. Apertura dedicata al lavoro e alla battaglia dei lavoratori e delle lavoratrici della Hydro Extrusions di Feltre, che hanno deciso di continuare la lotta a oltranza e quindi lo sciopero a oltranza fino all'incontro fissato tra le parti per mercoledì 3 dicembre nella sede di Confindustria a Feltre. Dopo le prime 2 giornate di sciopero che abbiamo raccontato del 27 e 28 di novembre, con picchetto dall'alba, notte fonda fuori dai cancelli dell'azienda, sono state stabilite altre 5 giornate continuative di sciopero e presidio. I lavoratori e le lavoratrici meritano rispetto, il territorio feltrino merita rispetto, ma non ve ne traccia in questo progetto aziendale. Tuona il segretario generale della FIOM CGIL di Belluno, Stefano Bona. È palese, spiega Bona, il totale disinteresse del Consiglio di amministrazione della multinazionale nei confronti di questa realtà produttiva che da anni è l'azienda più importante del territorio. FIOM CGIL con la sindaca, gli assessori e i consiglieri di Feltre stanno sostenendo in queste ore dunque la battaglia dei dipendenti per la difesa del territorio ed un'identità che non può essere cancellata dall'oggi al domani. Sono 115 peraltro i posti di lavoro in ballo dopo l'annuncio che è arrivato in questi giorni, che ha sorpreso davvero tutti a Feltre. Quindi sciopero a oltranza almeno fino a mercoledì 3 dicembre, quando ci sarà l'incontro tra le parti nella sede di Confindustria a Feltre. Poi si vedrà se si dovrà continuare questa protesta. Adesso parliamo di Milano Cortina 2026. A 70 giorni dall'avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ANAS conferma 2 tappe decisive del programma di adeguamento dell'Alemagna. La variante di valle e la variante di Tai saranno aperte al traffico il 26 di gennaio. Oggi è una giornata importante perché con l'impresa abbiamo definito la data di apertura dell'opera. Sarà aperta quest'opera in particolare il giorno 26 di gennaio 26, data magica. Una data magica la definisce il numero 1 di ANAS, Claudio Andrea Gemme, al termine del sopralluogo tecnico di venerdì ai cantieri delle varianti del Cadore con ANAS, la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrini, i sindaci di San Vito Franco De Bon e di Pieve di Cadore Cindy Manusci e il vice sindaco di Valle Stefano Sacchetta. Tutte le operazioni sembrano essere in linea, ovviamente ci saranno delle sequenze di apertura. La data che abbiamo annunciato oggi è la data definitiva. In realtà la galleria è già aperta, gli asfalti li stanno facendo. Un traguardo atteso dalle comunità della Valle del Boite, spiega Gemme, rappresentano un passo in avanti concreto nell'accessibilità verso Cortina d'Ampezzo, ma sono opere pensate prima di tutto per migliorare la mobilità quotidiana di chi vive e lavora in quest'area strategica per il nostro Paese. Questo è un evento, ma deve essere contestualizzato in tutta la statale 51 che porterà poi tutti gli atleti alle Olimpiadi del 6 di febbraio. La variante di valle introduce 800 metri di nuovo tracciato, di cui 613 in galleria, superando il nodo urbano regolato da semaforo. Quella di Tai si sviluppa per 1,5 km con 1000 metri di galleria naturale, nuovi svincoli e adeguamenti idraulici. Il programma ha già consentito la realizzazione di oltre 100 interventi, circa la metà dei quali dedicati alla mitigazione del dissesto idrogeologico, consolidamenti, regimentazione delle acque, difese dei versanti e adeguamento delle opere idrauliche. Tra queste rientra la gestione della frana della Croda Marcora, che ha richiesto attività straordinarie per garantire la continuità dei collegamenti e la sicurezza delle comunità locali nel rispetto del territorio e della sostenibilità ambientale. Un piano complessivo di adeguamento dell'Alemagna che vede ANAS impegnata con un investimento di 350 milioni di euro, uno dei principali programmi infrastrutturali dedicati alla viabilità di montagna. E intanto invece a Belluno è di nuovo bufera sulla gestione del Nevegal.
È un vero terremoto sul Nevegal, non ci sarà una seconda scuola sci e la sciovia delle Erte, impianto strategico per la parte alta del comprensorio, è di nuovo in sospeso. La conferenza dei servizi del 20 novembre ha chiuso i lavori con una sorta di sospensiva. Dolomiti Ski Line avrà tempo fino al 17 dicembre per integrare la documentazione del progetto ancora incompleto. Mancano l'autorizzazione paesaggistica e la disponibilità dei terreni che risultano di uso civico. Nel frattempo i cannoni non si accendono perché nonostante le basse temperature degli ultimi giorni l'innevamento programmato non è partito poiché la richiesta per l'uso della tubazione del SIB è arrivata a metà novembre e servono tempi tecnici per l'autorizzazione. La provincia ha detto no anche alla nuova scuola di sci fondata da Davis Biena e Lorenzo Paiardi. 9 maestri non bastano. La legge regionale ne richiede 12 e secondo gli uffici provinciali alcuni dei nomi presentati lavorano già in altre scuole, altri non hanno il titolo valido per la stagione o hanno scelto di operare altrove. Documentazione incompleta, mancanza di requisiti e nessuna possibilità di deroga. La richiesta è stata respinta. La tensione è alta e il clima in città lo conferma. Dolomiti Ski Line, che guida il progetto We Love Nevegal, replica parlando di verità parziali e di allarmismi ingiustificati. La società rivendica gli investimenti fatti sul colle, respinge le accuse di ritardi sull'acqua, definisce non gravi le integrazioni richieste per la sciovia delle Erte e annuncia che impugnerà il diniego provinciale sulla scuola sci. Chiede alla politica chiarezza sul futuro del comprensorio e denuncia pressioni, esposti anonimi e un clima ostile che, afferma, mette a rischio lo sviluppo del colle. Ora c'è attesa per la prossima conferenza dei servizi convocata per il 17 dicembre. Solo allora si capirà se almeno il progetto delle Erte riuscirà a sbloccarsi. E noi come sempre ve lo racconteremo. È tutto per questa edizione di Treviso e di Belluno. Grazie per averci seguito. Vi lascio al meteo. Arrivederci.